Cerimonia di consegna al Teatro Pirandello di Agrigento delle toghe di diamante, platino, d'oro e d'argento organizzata da parte dell'Ordine degli Avvocati che dopo 3 anni di fermo dovuto alla pandemia hanno così deciso di effettuarlo. A consegnare i riconoscimenti il presidente dell'Ordine, avvocatessa Vincenza Gaziano. La toga diamante 2019 è andata all'avvocato Carmelo Latino, è scritto sin dal 1954, quindi quella di diamante per il 2021 agli avvocati Yolanda Grillo Nicolaci, è scritta dal 1956, quella di platino del 2019 all'avvocato Amedeo Dalli Cardillo, è scritto dal 1959, quindi le toghe d'oro degli avvocati Carlo Benvenuto, Michelangelo Guardì e Francesco Modica, maturate nell'anno 2019, quindi quelle di competenza del 2020 di platino, andate ad Arturo Corsini, scritto dal 1960, quelle d'oro all'avvocato Diego Alletto, Sergio D'Alessandro, Enrico Quattrocchi, Giuseppe Sinatra e Salvatore Tirinnocchi Penna. Certamente è un momento esaltante e però effettivamente il ruolo dell'avvocato è molto cambiato nel tempo e oggi in modo particolare l'esercizio della professione viene fatto con molta difficoltà di carattere sociale, ma difficoltà anche di modifiche del sistema interno, burocratico, della struttura del processo e anche dell'accesso agli uffici, una situazione di difficoltà che viene avvertita specialmente per me, per esempio, per coloro i quali hanno una certa età e quindi non hanno anche la dimestichezza con il tecnicismo moderno. Ma quello che conta maggiormente è che oggi il ruolo degli avvocati e dell'avvocatura è messa in discussione ed è messa in discussione sia per queste situazioni di carattere sociale, ma soprattutto per un distacco e per una avversione che c'è stata nei confronti dell'avvocatura e dell'esercizio della difesa. A incominciare da parte di chi riteneva e ritiene di poter dire o di pensare che la funzione dell'avvocato è quasi una funzione di ostacolo alla giustizia, quando invece è di grande aiuto alla giustizia e per il trionfo della giustizia. E questo voglio dire anche come esortazione nei confronti dei colleghi giovani che non debbono lasciarsi deprimere, non si debbono lasciare anche intimidire dalle difficoltà che in questo momento si stanno attraversando, perché l'esigenza della difesa e l'esigenza di una funzione sociale dell'avvocatura è importantissima e noi speriamo che ci sia anche un ritorno alla politica, perché oggi manca questa partecipazione sociale, questo impegno politico, questo impegno di doveri sociali, e questo molto può venire proprio dall'avvocatura, perché nel passato ha dato molto e in futuro è assolutamente essenziale per le qualità, per la professionalità, per la conoscenza, perché non è vero che uno vale uno nel momento in cui votiamo e nel momento in cui esercitiamo il nostro diritto elettorale, ma nel momento in cui c'è da decidere, c'è da lavorare, c'è da spendersi, c'è da operare, prevale soprattutto e vale soprattutto la competenza, la capacità, ma in ogni caso prevale l'uomo, prevale l'onestà, la correttezza, che sono valori assolutamente necessari e indispensabili, e quindi sono grato anche al Consiglio dell'Ordine di questo riconoscimento. Sì, ha un significato importantissimo anche per onorare la professione dei colleghi e l'attività che hanno svolto. È il primo incontro dopo la pandemia ed è importante per tutti noi avvocati. È un momento di grande emozione perché si celebra i 25 anni, 50 anni e le toghe di platino di molti grandi avvocati che hanno dato lustro e onore al Foro Agrigentino. Avvocato Nino Gaziano, già presidente dell'Ordine, una manifestazione che dopo 3 anni di pausa per la pandemia ritorna. Quanto è importante anche un momento come questo? È importante perché
celebra la toga dell'avvocatura, quel cencio nero di cui parlava Calamandrei, che copre i difetti dell'uomo e evidenzia i pregi dell'avvocato a difesa del diritto, della democrazia e del cittadino che a lui si rivolge.